Sono passati ormai. Nello scorso episodio Goku e Vegeta sono andati sul pianeta di Lord Virus insieme a tutti quelli di Z per allenarsi. Adesso Goku e Vegeta hanno altri abiti molto più pesanti per sviluppare il Ki divino, anche Gohan. Questo è Dragon Ball F e siamo alla sesta puntata, o nonché penultima. Sì, l'allenamento è partito. E Goku è riuscito a sbloccarlo. Così una Kamehameha colpisce Gohan, che sta per sbloccarlo insieme a Vegeta. Nonostante il Ki divino, Goku non riesce a controllare e subisce colpini. Goku si arrabbia ancora di più e sblocca il Super Saiyan Blu di terzo livello. Goku ormai sicuro si precipita sulla Terra insieme a Gohan e Vegeta che hanno imparato il Ki divino. Arrivati sulla Terra, Goku incontrano un guerriero sconosciuto di nome Black Goku. Gohan, Super Saiyan Blu, affronta Mira, nel braccio destro di Demig. Black Goku raggiunge il Super Saiyan di terzo livello Rosé, che è forte quanto Goku Super Saiyan Blu di terzo livello. Goku, Vegeta e Gohan hanno sbloccato anche il Super Saiyan God, che non ve l'ho fatto vedere perché ho tagliato. Black sembra più forte di Goku. E allora Goku decide di usarlo. Goku prova a sbloccarlo e ci riesce di nuovo. Il Super Saiyan 4 Limit Breaker è tornato. Con una Kamehameha uccide Black Goku. Rimane solo Mira. Goku e Gohan uccidono Mira. Vegeta e Trunks Super Saiyan Blu invece stanno combattendo contro Nappa, Super Saiyan 4 e un Saiyan antico. Vegeta, il suo cuore è in rabbia di più perché si sente superato da Kakarot e sblocca il Super Saiyan Blu di terzo livello. Ed è in vantaggio di attacchi e tutto. Anche se Nappa utilizzerebbe il Super Saiyan Blu, non avrebbe scampo contro Vegeta. Vegeta fa un attacco Big Bang. Con questo attacco Big Bang, Vegeta uccide definitivamente Nappa e aiuta Trunks col Saiyan divino che ha sbloccato una tecnica divina. Vegeta non riesce a sconfiggerlo, allora sblocca anche lui come Goku il Super Saiyan 4 Limit Break. Vegeta dice che non è importante combatterlo adesso. Ciao, vanno da Goku
e decidono di combattere tutti insieme il boss finale dei Migra. Goku e Vegeta di fronte al loro nemico dei Migra per l'ultima volta. Goku scaglia una super Kamehameha contro dei Migra, non gli fa niente. E allora Goku si arrabbia e sblocca la forma più forte del Super Saiyan. Lancia una Kamehameha Big Bang. In realtà è questo qui il vero finale. Goku raccoglie tutte le sue energie e fa il suo attacco definitivo e lo uccide. Lui e Vegeta sono i migliori. Goku ottiene anche lui la stessa forma del suo nemico, ovvero il Saiyan antico. Yamoshi. I due si scontrano, però Goku sembra essere in svantaggio. Goku si trasforma. Goku è in vantaggio un sacco. Usa la massima forza. Goku e Vegeta incontrano Zeno e il gran sacerdote. Goku è stremato e torna normale. Si presenta a Zeno. Zeno dice di conoscerlo già perché gli aveva cancellato la memoria di tutte le forme divine. E adesso è venuto ad incontrare Goku per riabbracciare il suo grandissimo amico. Però adesso riporterà Goku, Vegeta e tutti gli altri alla giovinezza degli anni dopo il torneo del potere, perché così no, è come se non fosse mai accaduto nient'altro di nuovo. E cioè ritornerà tutto quello, non avranno più il Super Saiyan 5, Super Saiyan 6, Super Saiyan Blue 3 e il Super Saiyan 4 Limit Breaker, forse ce l'hanno, e il Super Saiyan 4 Blue non ce l'avranno più dopo. E sono stati chiamati a insegnare a Conton City. Perciò Goku è contento, tra un po' ritornerà in città con Vegeta e come se niente fosse successo. Lui, tutti Kiki, Bulma ritorneranno in vita. E Goku la farà vedere un attimo a Zeno tutte le forme che aveva sbloccato nel corso del tempo. A parte il Super Saiyan 5 perché gli è stato appena rimosso. Ha colpito Zeno, ma perché Zeno gliel'ha chiesto. Goku raggiunge il Super Saiyan Blu. E lui tristino. Zeno è molto soddisfatto di Goku. Goku usa la sua tecnica più forte, il Godly Display, e mostra il suo potere al gran sacerdote.
E questa è la fine di Dragon Ball AF. Ma state tranquilli, nei prossimi giorni uscirà una nuova serie chiamata Time Patroller School. Non perdetevela. Vi ricordo di lasciare like e iscrivetevi. E ricordate, i veri Saiyan non muoiono mai.